Di nuovo in diretta per andare nel Veneto orientale e parlare di Alzheimer. Nel territorio ULSS 4 le persone potenzialmente interessate alla demenza sono 4.500. Il declino cognitivo coinvolge il 98% delle persone con più di 65 anni. È quindi importante gestire questo problema sia in ambito clinico che a livello territoriale. A tal proposito, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer che ricorre il 21 settembre, nel Veneto orientale prenderà via il progetto Città Amica delle persone con demenza, realizzato dall'azienda sanitaria in collaborazione con 10 comuni, enti e associazioni di volontariato. L'obiettivo dell'azienda su questa iniziativa è stato nel corso degli anni, soprattutto in questi ultimi 3, di sensibilizzare sempre di più la nostra cittadinanza in senso lato, cioè dal cittadino, dalle persone, dalle famiglie, ma anche gli enti, le associazioni, tutti coloro che su questo tema si stanno impegnando. Questo ha portato a degli interventi capillari sul territorio che si svilupperanno sempre di più. Un mese di iniziative quindi rivolte a combattere la solitudine, aiutare, accogliere le persone con demenza ed abbattere lo stigma nei loro confronti. Abbiamo organizzato appunto un momento formativo con gli studenti, gestito da una psicologa, psicoterapeuta esperta di demenza, per presentare appunto la malattia della demenza agli studenti, e da Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS. Oltre a questo la formazione degli autisti della TVO, proprio perché ci è stato richiesto appunto un aiuto per poter riconoscere e gestire adeguatamente appunto quei casi di... Torniamo a Venezia città, dove i residenti si mobilitano per salvare l'edicola di Santa Maria Formosa. Che stiamo riducendo a Venezia un parco giochi ad uso e consumo soltanto dei turisti, in cui le attività di vicinato stanno sparendo, e un'edicola è un punto di riferimento perché vende giornali, vende riviste, ma soprattutto è un luogo di aggregazione, e questa edicola lo è stata per molti anni. Venezia e il suo tessuto sociale si salvano anche preservando quella rete di piccoli servizi di prossimità che contribuiscono a mantenere viva una comunità. Ad esempio, contro l'ordine di demolizione dell'edicola di Santa Maria Formosa, che per decenni è stato un punto di riferimento dell'area, si è formato un movimento di opinione che manifesterà sabato mattina con una richiesta al Comune. Noi riteniamo che quell'ordine di rimozione vada ritirato. Si può ritirare perché la licenza è scaduta? Certo che si può ritirare, perché se venisse rimosso non potrebbero mettere a bando l'attività e dovrebbero rimettere un altro manufatto che è proprietà dell'ultima gestione. Se invece venisse lasciato al suo posto, il Comune con tranquillità può mettere a bando l'attività, e noi siamo certi delle manifestazioni di interesse che stiamo ricevendo. Non sarà un bando che andrà deserto. Spesso oggi a Venezia le edicole appaiono più delle rivendite di souvenir, anche di bassa lega, invece potrebbero fornire un servizio importante. I libri di testo, ad esempio, per le scuole a Venezia si trovano soltanto in un'unica libreria, che è Mare di Carta di Cristina Giussani. Cristina ha giustamente evidenziato il fatto che i libri di testo si possono vendere anche nelle edicole, quindi questa edicola potrebbe anche essere un punto di riferimento per le famiglie di Castello che hanno i figli a scuola. In terraferma a Mestre tutto è pronto per il grande Luna Park, si parte domani dalle 15:30. E da quest'anno Luna Park a Mestre. Tutto pronto per Mestre Land, il grande parco divertimenti che da domani al 1° ottobre animerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo in via Torino a Mestre. Giostre bellissime, musica, spettacoli, si può mangiare, danzare, stare insieme. Per i ragazzi, per i giovani, insomma, Mestre si lancia in questa nuova avventura. Venite tutti. Un totale di 40.000 metri quadri che diventeranno il cuore degli eventi del settembre mestrino. Il divertimento inizierà ogni pomeriggio alle 15:30, ma durerà fino a sera, con concerti e DJ set dalle 20:30. Il programma delle serate prevede grandi nomi e proposte coinvolgenti per tenere ancora viva l'estate e la voglia di divertimento. Da Venezia e provincia è davvero tutto anche per questa edizione. Vi lascio le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo, previsioni per giovedì 21 settembre.
Sul Veneto, giornata caratterizzata dalla presenza anche consistente di nubi. Dal mattino attesa instabilità sulla pianura con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto i settori orientali. Possibili schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra i 18 e i 21 gradi, massime dai 20 ai 25 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia giornata instabile con probabilità di piogge e temporali sparsi durante tutto l'arco della giornata. Le precipitazioni potranno essere localmente abbondanti e intense. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime comprese tra i 21 e i 24 gradi. Sul Trentino Alto Adige atteso tempo variabile con spazi di sereno alternati ad annuvolamenti che potranno sfociare anche in qualche fenomeno temporalesco. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.